Il capogruppo del Partito Democratico Antonello Cracolici, dopo la notte insonne trascorsa a votare la manovra, lancia un messaggio chiaro sia al suo partito che allo stesso governatore lombardo. Sono d'accordo con lui, replica il presidente della regione. Stamani all'alba ho convocato i deputati del mio partito e ho detto loro di prepararsi ad andare a elezioni. Il governatore, presentando quella che definisce una finanziaria storica per rigore e riforme, non dice però quando intende dimettersi. Posso assicurare, ha detto, che lo farò prima di qualsiasi rinvio a giudizio. Si tratta di una legge di rigore che riduce la spesa per 1 miliardo e 400 milioni, dice il presidente. Ci siamo battuti tra l'altro per la norma che stanzia 10 milioni di euro per aumentare le fasce d'esenzione del ticket sanitario e per gli aiuti alle cooperative sociali che riceveranno anticipazioni dall'IRCAC. Una finanziaria di tagli perché sono stati cancellati alcuni enti e alcuni dipartimenti. Il Dipartimento, ad esempio, Agenzia per il Pubblico Impiego e la Formazione non c'è più, così come non c'è l'azienda Foreste, perché i forestali, il Dipartimento dell'Azienda delle Foreste, passano all'ente intermedio che oggi si chiama provincia. I 26.000 forestali, quelli che si occupano di antincendio, lavoreranno sotto l'egida della provincia per la tutela dell'ambiente, per assicurare il verde, per garantire i boschi e le riserve appunto dagli incendi e per creare nuovi boschi e nuove riserve. È il principio fondamentale della riforma fondamentale della regione, una regione che dimagrisce e decentra risorse, personale, competenze e funzioni. Lo stesso discorso dovrà valere se questa regione vorrà finalmente appropriarsi dell'unica funzione che le compete veramente e che non esercita. Grande programmazione, grande strategia per lo sviluppo della regione, con tutti ovviamente i contenuti che questo comporta. Così come abbiamo tagliato altri enti, i consorzi per il ripopolamento ittico, il cui ruolo per la verità non è che fosse stato granché percepito. Abbiamo affermato alcuni principi fondamentali, come quello ad esempio della mobilità, che ora è consentita, dovrà avere un'esplosione, soprattutto dopo questa approvazione di questa norma, e mi auguro che il Governo nazionale non ci privi di una opportunità straordinaria per la crescita